Siamo qui nella Galleria Civica appunto per presentare questa mostra in anteprima a voi colleghi giornalisti. Verrà inaugurata il 4 di ottobre, quindi questa appunto è proprio una preview riservata il 3 di ottobre, grazie. Il 4 c'è l'apertura al pubblico, quindi questa è proprio la preview dedicata alla stampa. Salutiamo le autorità presenti, il sindaco di Vittorio Veneto Minella Bagliana, abbiamo anche il sindaco di Sarmede appunto che ci ha voluto onorare della sua presenza, il presidente della fondazione Zavre Umberto Di Remigio, Ugo Polesel, presidente della delegazione LILT di Vittorio Veneto, e l'assessore Padoan, assessore alle politiche della cultura. L'assessore Ceccarini è in arrivo, intanto lasciamo un saluto al sindaco Bagliana, prego. Grazie, ben arrivati a tutti. Io sono molto felice di essere qui a questa conferenza stampa e intanto ringrazio tutti i presenti, il collega sindaco Elena Pizzo di Sarmede, il dottor Di Remigio della Fondazione Zaber, il mio assessore Enrico Padoan e il signor Ugo Polesel dell'associazione dell'ILT. Allora, le premesse che vorrei fare sono che questo progetto che è nato dal mio punto di vista è interessante perché mette assieme due realtà un po' particolari, quella che è la LILT con quella che è la Fondazione Zaber, che sono, se si vuole, due realtà che staccate tra di loro, che inquadrano mondi diversi, trattano situazioni diverse, però che in questo momento si sono unite per questo interessantissimo progetto e per questa mostra che ha come oggetto una cosa particolarissima, che è la questione di Pinocchio, che è una figura insomma a noi cara fin dall'infanzia, ma anche come adulti l'abbiamo sempre apprezzata e la continuiamo a apprezzare, e quindi voglio dire c'è un tema di fondo molto, molto interessante da trattare. Ringrazio appunto la Fondazione e l'Associazione LILT per quel lavoro che stanno facendo anche sui territori, insomma Fondazione dell'illustrazione per l'infanzia, per tutto quello che porta avanti, per quello che sta portando avanti, e Fondazione LILT per l'impegno che ha ogni giorno nell'accompagnare sia le persone con difficoltà a livello così di salute, ma anche per tutto quello che riguarda il mondo della prevenzione e tutto quello che riesce a fare. Un'altra cosa che vorrei sottolineare rispetto a questa mostra è la questione di partecipazione di due comuni, anche se non sono contermini, ma rientrano nell'area vasta, e il comune di Sarmede e il comune di Vittorio Veneto, e diciamo che qui sposiamo quella che è un po' la nostra visione con il sindaco Pizzo, di provare a fare delle iniziative a carattere ampio, di area vasta, in modo sia dal punto di vista culturale che di promozione anche per quanto riguarda anche la salute e anche per quanto riguarda l'aspetto turistico, no? Quindi vogliamo dire, forse questo è un primo banco di prova per quello che potrebbe essere anche un'interazione anche con la mostra dell'illustrazione dell'infanzia. Molte volte viene detto che ci sono pochi collegamenti, voglio dire, rispetto alle nostre città, ai nostri paesi, e secondo me questo è un esempio di quello che potrebbe essere sviluppato anche per il futuro. Quindi io mi fermo qua, ringrazio tantissimo tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa, questa mostra, e ringrazio gli uffici che hanno lavorato, il nostro ufficio stampa, ringrazio l'assessore e soprattutto insomma, ringrazio proprio i due soggetti principi, che è l'associazione LILT e la Fondazione Zaber. Grazie. Chiedo un saluto anche da parte del sindaco di Sarmede, appunto, e poi ci addentriamo nel vivo della mostra, prego. Tanto buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco, agli assessori presenti, a Ugo con cui ci conosciamo ormai da diverso tempo, al mio presidente della Fondazione Zabre. Beh, tutto è partito ancora un po' di mesi fa, quando Ugo è venuto da me, e per il mese di ottobre, che è il mese della prevenzione del tumore al seno promosso dalla LILT, mi ha appunto proposto di fare questa mostra in questo arco temporale. Io ho detto subito di sì, ancora prima di aver parlato con il mio presidente, perché ecco, al di là della funzione che la LILT svolge in termini di volontariato rispetto a chi si trova in momenti di difficoltà, io credo che anche momenti come questi, in cui la cultura, ma in
anche la mente possa estraniarsi da un momento difficoltoso che tutti quanti noi potremmo attraversare nel corso della nostra vita, lo ritengo un valore aggiunto rispetto a tutto quello che può avvenire e viene fatto in campo medico. Quindi penso che, come più volte dico, che la fantasia, l'immaginazione possa essere quel momento in cui portiamo la nostra mente al di fuori di questa vita terrena, diciamo così, quindi al di fuori anche dei problemi, per riscoprire forse quelli che sono i valori autentici che dovrebbero accompagnare la nostra esistenza, ma anche il momento in cui si trova la forza per rigenerarsi, trovare le energie per affrontare il problema che si è di fronte. Ed ecco perché ho detto subito di sì. Quindi io mi auguro ed auspico che questo, come diceva anche il sindaco Mirella, o la sindaca, ecco, diventi anche un momento in cui le comunità possano mettersi insieme, condividere le potenzialità che ciascuna di loro ha, per far sì che il nostro territorio, le nostre comunità possano trovare dei punti di riferimento generali, ma anche dei punti di condivisione su attività, su promozione del territorio e anche su condivisione di problemi, perché no? Quindi io veramente ringrazio di cuore Ugo per la proposta che ci ha fatto e che oggi si concretizza. Ringrazio il Comune di Vittorio Veneto per aver detto subito di sì, perché chiaramente anche dall'altra parte si è dimostrata una sensibilità elevata rispetto a questo tema. Ringrazio la Fondazione che, pur trovandosi in un momento clou dell'anno, perché stiamo anche preparando la mostra che partirà a novembre a Sarmede, ha detto sì, e quindi è stato un lavoro di squadra. E chiaramente ringrazio anche di cuore chi ha lavorato operativamente per allestirla, per prepararla, e quindi sotto questo auspicio e sotto questa buona stella io mi auguro che porti i suoi frutti. Grazie. Bene, quindi Assessore Padoan, questa grande mostra appunto, che sarà un'esposizione temporanea che durerà fino a dicembre, appunto ospitata nelle sale sotto di questa galleria civica. Se vuole dirci qualcosa a riguardo, prego. Allora, innanzitutto sì, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati portati. Tengo in particolare di nuovo, oltre ai comuni coinvolti, a ringraziare il signor Polesel, che tra l'altro dimostra un entusiasmo, un'energia davvero, davvero importanti, ed è il primo motore di questa iniziativa, e davvero lo ringraziamo anche per l'energia che ha portato positiva che ha portato in questo progetto, e alla Fondazione Javrel ovviamente, perché crediamo anche che questo, ci farebbe piacere, l'auspicio quello diventi un momento, come dire, strutturale, anche proiettato al futuro. Vuol dire, la mostra di Sarmede non ha bisogno di pubblicità o di sponsorizzazioni, è un'istituzione dei nostri territori. Come comune ovviamente ci fa piacere poter lavorare per promuoverla ulteriormente, e quindi davvero mi auguro che in futuro si creino tutte le condizioni per procedere. Per quanto riguarda l'evento in sé, tengo a dire che è un po' tutta la città di Vittorio Veneto che è dedicata al Pinocchio in questo momento, in questo autunno. Abbiamo anche all'interno della maratona di lettura il tema Pinocchio, tra i due temi centrali che ispirano l'edizione attuale, e una fiaba senza tempo, una fiaba che ci insegna tanto, ci insegna tante cose, è una fiaba cara, e l'esposizione in sé è una meraviglia, devo dire la verità, ho appena avuto modo di dare un'occhiata, però è davvero importante. Il periodo secondo noi è quello davvero più opportuno, anche per dare organicità a quanto è stato portato avanti dalla biblioteca. E all'interno della maratona di lettura tengo a ringraziare la conservatrice del museo, Francesca Costaperaria, la dottoressa Costaperaria, che ha lavorato tanto per questa mostra, e quindi è assolutamente sempre giusto
che ciò venga valorizzato, e in generale tengo, non voglio rubare all'assessora Ciccarini, però credo sia importante dare voglio dire, un senso sociale a questa iniziativa, nel senso che l'Ottobre in Rosa è un'iniziativa che si rivolge evidentemente alle donne, il tema della prevenzione, la possibilità, il tema della ricerca, la possibilità di offrire screening a donne. Ovviamente si tratta di promuovere soprattutto l'attenzione a soggetti fragili, e quindi crediamo che tutta l'iniziativa sia ispirata a valori positivi, e quindi oltre a essere di qualità, no, di per sé, meriti anche di essere inquadrata da questi punti di vista. Bene, grazie Assessore. Quindi resterei sul tema culturale e faccio intervenire il dottor Di Remigio adesso, proprio che ci può spiegare quindi un po' più nel dettaglio di cosa effettivamente si tratta di questa grande mostra, che ha tutti disegni originali, tutte illustrazioni originali appunto provenienti dalla Fondazione Zavrel di Sarmede. Prego. Prima di tutto vorrei ringraziare le persone, perché purtroppo sono gli operatori che ci hanno aiutato, la dottoressa Costa Peraria, la dottoressa Costalonga, poi anche Olesel che è intervenuto in maniera molto importante, e soprattutto vorrei sottolineare, come hanno detto gli altri, questo tema sociale per il quale noi concorriamo attraverso questa mostra. La mostra è una mostra importante perché è stata fatta nel 2001. È stata fatta nel 2001 e voleva raccontare un po' la storia di questo burattino, che è poi diventato un burattino internazionale. Pensate che ci sono 400 traduzioni linguistiche solo nel mondo, ed è il più tradotto dopo la Bibbia in sostanza, quindi è un libro importante anche per quello che potrebbe essere dal punto di vista educativo per le persone, insomma, no? È anche attrattivo, senza pensare ai film, perché l'ultimo è quello di Zemeckis, di Guillermo del Toro, con cartoni animati e così via. Però le immagini che ci sono frutto di questa mostra, che è stata fatta per la prima volta a Sarmede e poi a Collodi. A Collodi, e devo dire la cosa interessante, parlando di Collodi, è che proprio il sindaco l'altro giorno mi ha invitato a dire, in sostanza, mi ha invitato e mi ha dato una buona notizia, insomma, no? Che Sarmede è rientrato nel paese delle fiabe, ma nelle fiabe europee, del Consiglio d'Europa. Quindi, grazie anche al sindaco di Collodi, con la Fondazione Collodi. Ecco, questa mostra è andata in 30 città, tra cui ci sono Stoccarda, Francoforte, Honfleur, un'altra città francese, Firenze, Roma, Milano. Poi insomma è una mostra che ha avuto un grande successo. Per questo, quando Polesè mi ha chiesto, ho pensato un personaggio internazionale per un tema come questo importante della socialità, in sostanza, e dell'aiuto alle persone, credo che sia Pinocchio, in sostanza. Ci sono circa una cinquantina di artisti, 50 opere, scusate, e una trentina di artisti. Gli artisti che sono protagonisti di questa mostra sono artisti che hanno una fama internazionale, come Roberto Innocenti, come Luzzati. Luzzati è stato anche lo scenografo di Fellini, poi è un museo direttamente amico di Stepan Zavrel. Stepan Zavrel ha lavorato per Luzzati. E colgo l'occasione anche per dire un'altra cosa importante. Noi siamo il paese della fiaba, però in realtà la fiaba l'ha raccontata questo profugo quando è arrivato a Sarmede e l'ha costruita lui. Quindi è un messaggio importante, sociale, ma anche di visione sociale in un certo senso. Questo vorrei dirlo con molta franchezza, perché tutti noi personaggi che lavoriamo nella Fondazione lavoriamo con questo spirito, cioè non lavoriamo con altri spiriti. Poi, per dire cos'è la Fondazione dove bisogna spendere anche delle parole su questa mostra, ma anche sulla Fondazione, perché la Fondazione è un'impresa, non è solo un'istituzione, è un'impresa che ogni anno lavora e deve trovare l'equilibrio finanziario per fare questo. Per questo ci sono più di 550 mostre realizzate in tutto il mondo, in sostanza, e anche in Italia. In questo momento abbiamo l'inaugurazione a Siena, l'8 ottobre, poi abbiamo l'inaugurazione a Trento nel prossimo mese di ottobre,
L'8 novembre inauguriamo la nuova mostra, che è una mostra stupenda, venite a vederla. L'ospite d'onore è un'iraniana, Narges Mohammadi, che vive a Teheran. Quindi c'è anche l'aspetto dell'arte che buca le frontiere, in un certo senso, perché in questo momento è necessario pensare all'arte come qualcosa di, diciamo, planetario in sostanza e senza frontiere. E quindi abbiamo questa aspettativa anche che possa essere apprezzata all'interno di questa mostra, perché comunque Pinocchio rappresenta anche questo. Grazie. Quindi abbiamo quest'arte che unisce e anche un'arte che aiuta appunto a riflettere, a distrarre, come diceva prima il sindaco di Sarmede, e aiuta anche in qualche modo a prevenire appunto attraverso queste iniziative di cui appunto questa mostra proprio fa partire l'Ottobre in Rosa, quindi tutte le iniziative della LILT. Lascio l'assessore Ceccarini per 2 parole sull'argomento, prego. Grazie. Mi scuso per il ritardo, avevo un colloquio che si è protratto e non mi sono resa conto dell'orologio, veramente scusatemi. Mi aggancio alla mostra perché per me Pinocchio è di famiglia, papà toscano, per cui per noi Pinocchio, con Lodi ci sono andata da bambina, ci sono tornata con i miei bambini, per cui ecco, un affetto personale. Questo è appunto l'avvio dell'Ottobre in Rosa, ormai è un appuntamento che si ripete da tanti anni e che sensibilizza sulla prevenzione dei tumori femminili, in particolare insomma, del tumore al seno, il tumore all'ovario, però anche perché sono strettamente connessi. E quindi ci godremo questa bellissima mostra con la possibilità poi di poter avere ancora altre iniziative organizzate dalla LILT, che credo nominerà, insomma lascio nominare al Presidente. L'ILT, che è una lega nazionale, ma che a Vittorio Veneto è una delle sezioni più attive e importanti, che è veramente instancabile nelle sue attività, con un numero di volontari bellissimo, e se l'aspetto così leggero, diciamo, no? L'aspetto che aiuta a sopportare, a vivere un momento di fatica, di malattia, è importante. I volontari della LILT hanno questo dono, perché loro lo fanno con un sorriso e un cuore che veramente allevia un po', accompagna insomma nei viaggi, nei trasporti, oppure nella ginnastica riabilitativa, oppure anche in un consulto psicologico e via dicendo, per cui ecco, veramente meritoria questa associazione, tutti i volontari che sono tanti, che rimangono nell'ombra, ma che ecco, vogliamo ricordare e ringraziare in questo momento. E ringraziamo la LILT per quello che offre al nostro territorio, veramente. Io non mi dilungo, lascerei a lui tutte le spiegazioni. Beh, insomma, adesso tocca a me, devo dire, prendo la parola dopo aver ricevuto tutta una serie di complimenti che non merito io, merita l'associazione, ovviamente i tanti volontari che abbiamo. Sono, a proposito di questo, eravamo tanti, siamo 160 volontari in Vittorio Veneto. Pensate, abbiamo solo autisti, abbiamo 50 autisti che corrono, quando tutti piegano un po' la testa o sbarrano gli occhi quando cito questi numeri, no? Perché sembrano numeri grandi, in realtà bastano appena appena, perché pensate che noi copriamo un territorio che va da Moriago fino a Cordignano, e tutta questa gente dobbiamo portarla a Treviso, a Padova, a volte anche a Milano, a Mestre, a Trieste, e quindi sono veramente cose pesanti che riescono ad affrontare questi pazienti anche grazie al nostro aiuto. Questo ci conforta molto. Ma veniamo però alla mostra, no? Perché la LILT a un certo punto organizza una mostra di questa portata, tra l'altro. A me è venuto in mente che io vedevo, perché ho cominciato a fare l'autista, ho cominciato dal basso, e vedevo che tanta gente magari che incontravamo dopo ci diceva: ah, caspita, fate questo servizio, avete lo psicologo, offrite la fisioterapia, offrite tutta una serie di servizi al paziente oncologico, e non lo sapevo, se l'avessi saputo, no? Quindi per noi diventa davvero importante farci conoscere. Allora ho detto, perché non organizziamo un evento culturale
che in qualche modo attiri l'attenzione su di noi, che ci offre anche l'opportunità poi di diffondere magari materiale per farci conoscere e far parlare di noi, così la gente poi, se ha un problema di questo tipo, può rivolgersi a noi. E ho pensato, me l'ha già anticipato tutti noi, in particolare il sindaco di Sarmene ha spiegato ho pensato a loro perché secondo me poche cose, intanto i disegni per bambini secondo me si avvicinano quasi idealmente all'attività della lì, non so, più di qualsiasi altra forma d'arte io trovo, no? E poi secondo me perché la Fondazione Zavre sta facendo una delle cose più belle dal punto di vista culturale che nel nostro territorio ha espresso negli ultimi decenni, non lo dico per piaggeria, ma sono davvero convinto che sia una delle cose grandi che avete fatto nel nostro territorio in questi decenni, direi proprio. E allora ho detto, ma mi piacerebbe coinvolgerli perché sarebbe proprio una bella cosa. E sono andato prima dal sindaco, poi ci siamo visti col presidente e devo dire la verità, è stato bello anche vedere la collaborazione di tutti quanti, poi sono venuto in Comune Vittorio, anche là. Poi ci sono state tante difficoltà, perché in Comune Vittorio sono arrivate le elezioni e questo ha bloccato tutto, poi abbiamo dovuto fare le corse, per cui io oltre a tutti questi enti che ho appena citato, devo ringraziare anche le persone, perché poi alla fine la differenza la fanno le persone, quindi se questa mostra si può fare, oltre a loro, si può fare anche grazie alla dottoressa Costa Ferrari, alla dottoressa Costalonga. Qui non c'è, mi spiace, la dottoressa Caterina Longa, che non ha anche impegnato a potuto venire della fondazione, ecco perché devo dire che in questi mesi li ho stressate, mi ha creato non poca ansia e quindi approfitto anche per scusarmi pubblicamente. Però alla fine credo che quello, poi lo vedrete sotto, quello che loro hanno fatto, quello che tutti noi abbiamo fatto è qualcosa di veramente bello, insomma, qualcosa che sarà bello vedere e sperare anche che molta gente ne approfitti. Come hanno detto prima di me, tra l'altro, questa mostra di fatto apre l'Ottobre in Rosa, che per noi ha tutta una serie di iniziative che snoccioliamo nel corso di questo mese. Mi piace ricordarne alcune. Oltre alle visite senologiche gratuite che facciamo ogni anno, ma non solo in ottobre, ma particolarmente a ottobre, tutti i sabati praticamente i nostri medici, che lo ricordo sono volontari e lavorano gratuitamente, questi medici, vengono da noi e visitano gratuitamente le persone che sono escluse dallo screening, perché per fortuna viviamo anche in una regione che fa anche uno screening molto accurato. Quindi avremo tutti i sabati le visite gratuite senologiche, basta telefonare alla nostra sede e iscriversi, le facciamo anche nei paesi, quest'anno, allora abbiamo fatto proprio a Sarmene, quest'anno lo facciamo a Tarzo e a Colle Umberto, e poi una serie di iniziative, come dire, per farci conoscere e anche per raccogliere fondi con i quali finanziamo tutte queste attività di cui si diceva anche prima, no? Per esempio il 6 abbiamo una passeggiata in rosa, il secondo anno che la facciamo, non è una marcia, non è una corsa per fortuna, è semplicemente una passeggiata in allegria che facciamo dalle 18, che c'è ancora un po' di luce, del 6 ottobre, e per le vie del centro per arrivare fino a Costa, dove al Family Space di Costa Vito Modugno, il titolare, ci offre un rinfresco a tutti i partecipanti, è davvero molto gentile, è uno dei tanti che ci dà una mano a noi della Lille, devo dire la verità. Quest'anno finalmente ho il piacere di avere il sindaco di Vittorio Arcoglietto che ci sarà, quindi un impegno personale a tutti, adesso lo divulgheremo, sapere che c'è anche il sindaco che viene da noi a fare questa marcia, a stare con noi, insomma, perché poi illustreremo nel dettaglio il programma, è una cosa che ci riempie davvero di orgoglio e ci fa molto onore. Abbiamo poi invece il venerdì successivo, l'11 ottobre, sempre in collaborazione del Comune di Vittorio Veneto e con la Sopra in particolare, un convegno molto importante perché volevamo fare un po' il punto, forse avete sentito parlare anche voi di queste nuove terapie che stanno venendo avanti nel campo della lotta ai tumori, no? Però poi ovviamente ognuno di noi fa altri lavori, non riesce mai a capire ma è vero, non è vero, magari i giornali esagerano, forse ma fino a che punto e comunque quando arriveranno queste terapie, domani o fra 10 anni. Ecco, abbiamo il dottor Vicario che è primario dell'oncologia di Vittorio Veneto Montebelluna, assieme alla dottoressa Lamura che è un altro dei magnifici medici volontari che fanno le visite senologiche, che faranno il punto proprio su questo. Quindi se venite alle 20:30 in biblioteca
avrete modo appunto di sapere appunto fino a che punto ci sono queste nuove terapie e che aspettative ognuno di noi può avere relativamente a questo. Poi abbiamo due iniziative molto importanti per noi proprio per la raccolta fondi. Abbiamo, anche se può far sorridere, ma insomma è un modo per stare insieme e parlare di noi, oltretutto lo facciamo nella nostra sede meravigliosa che c'è il Comune di Torino ancora tanti anni fa, noi l'abbiamo ristrutturata ma è molto bella, invito tutti a venire a vederla, facciamo il torneo di burraco, quindi anche là non si sa perché il burraco giocano soprattutto le donne, gli uomini scopano, però sono anche uomini che fanno il torneo e quindi faremo il torneo nella nostra sede. Questo è il 20 ottobre e per chiudere poi con una cosa che teniamo molto perché per noi è molto importante che è la marcia dei laghi di rosa attorno ai laghi di Revine che si svolge l'ultima domenica di ottobre ormai da 3 anni, partenza alle 9 del mattino. È una cosa molto semplice perché sono 8 km e mezzo, molto bella tra l'altro, molto spettacolare dal punto di vista naturalistico e quindi quest'anno abbiamo chiesto anche aiuto alle associazioni del posto per avere ristori, un po' più di aree di festa. Vi invito a partecipare per sostenerci. Avremo sia per la passeggiata di rosa dei giubbetti da dare a chi partecipa, se poi uno vuole fare un'offerta, ecco. Mentre per la marcia dei laghi rosa daremo delle magliette, anche là chi vuole partecipare con una piccolissima offerta, le vedremo là. E sono tutti modi. Io dico ci aiutate 2 volte quando partecipate a queste iniziative, non solo perché magari date un piccolo robolo, una piccola offerta, ma perché vedere che c'è tanta gente che partecipa alle nostre iniziative serve a quei 160 volontari che vanno in corsia, che vanno all'hospice, che vanno negli ospedali, negli distretti a fare informazione, che vanno nei pulmini a accompagnare la gente, che vanno nelle case ad aiutare i malati a casa perché facciamo anche assistenza domiciliare. Ecco, serve a tutti questi a dire, beh, allora se io ho questo riconoscimento da parte della comunità in cui vivo, allora vuol dire che il mio lavoro è davvero importante. Io credo che lo sia, è il motivo per cui siamo qua. Anche oggi, devo dire la verità, anche da loro, dalle persone qua presenti, siete davvero molto gentili per le parole che hanno usato nei nostri confronti, quindi vi ringrazio 2 volte. A proposito di ringraziamenti, quindi non volevo perdermi qualcuno, ovviamente devo ringraziare i 2 sindaci, la sindaca Bagliana che finalmente ho conosciuto personalmente e sono molto felice che partecipi anche alle nostre iniziative perché per noi era molto importante. Gli assessori invece loro sono persone che ho stressato per telefono più volte perché bisognava correre purtroppo. Larry Pizzo che ho stressato tantissimo invece perché anch'io non sono uno che è nato nell'organizzazione di queste cose, mi sono inventato quindi. E poi il presidente della fondazione perché lui si trovava questo frescone che non capiva bene cosa stava facendo e quindi però ci ha dato una mano decisiva, devo dire la verità, e poi vedrete davvero quanto è bella. Sono contento che la fondazione abbia finalmente anche una presenza qui a Vittorio Veneto e anche quello che avete detto prima, questa unione tra comuni nell'organizzare cose. Abbiamo lasciato uno spazio sotto la mostra anche alla mostra che faranno loro a novembre. Mi piacerebbe proprio che la piccola mostra di Vittorio in rapporto alla loro, non perché sia piccola, ma in rapporto a loro è molto piccola e poi è tematica, servisse proprio ad anticipare in qualche modo a fare un piccolo volano in più per la mostra di Sarmene che invece è l'evento decisamente molto anche perché saranno insieme le mostre. Sì, è vero, perché noi andiamo fino a dicembre. Io pensavo di farla nella mia idea era fino a ottobre, poi cominciavate voi, poi invece abbiamo deciso di tirare. Sì, no, abbiamo concesso di fare altri eventi. Quindi anche uno può venire a Sano e poi può venire anche a Vittorio se ha voglia, così. Quindi davvero grazie. Mi piace ricordare poi alcuni privati che ci hanno dato una mano in questa iniziativa. La LILT vive di carità. Noi viviamo solo di donazioni di gente che ci aiuta così. Tantissimi sono privati che vengono da noi, ci danno soldi così, a volte sono davvero commoventi. Chi ci dà 10 euro, chi ce ne dà 500 per dire, e anche aziende. Ma viviamo di questo, riusciamo a fare queste cose grazie a questi privati. Mi piace in questa occasione ricordarne 2 che ci hanno dato una mano, che è l'ABS, che è un'azienda di Vittorio Veneto,
che ha fatto di fatto tutta la cartellonistica che vedete, è un'azienda che lavora sui tessuti anche da un punto di vista tecnologico molto avanzata, e però ci ha dato una mano molto molto importante, e anche la convinceria arti artigianali di Alessandro Della Colletta, che insomma ci ha dato anche lui una mano, e non fosse altro che preparare 50 cornici in così poco tempo, insomma alla fine ce l'ha fatta, ecco, quindi li ringrazio, e anche a tutti questi che abbiamo fatto. Scusate se mi sono dilungato. Prima di addentrarci nell'anteprima, solo 2 parole anche su i tanti laboratori che sono previsti durante questa esposizione. Prego, dottoressa Costa Peraria. Sì, scusate, mi aggiungo, ma questo è un aspetto che per noi è molto importante. Intanto ringrazio anch'io tutti quanti, non ripeto perché, però sono davvero grata a ciascuno di voi che nel proprio ruolo ciascuno ha contribuito a rendere possibile questa mostra qui. E per noi fare le mostre temporanee qui è importante perché è sempre un'occasione di valorizzare anche la collezione permanente, e infatti in genere cerchiamo di mettere in dialogo quando possibile la collezione permanente e la mostra temporanea. In questo caso facevo un po' fatica, ma sono riuscita. Troverete nelle bacheche che sono esposte in mostra, sono esposte delle pubblicazioni importanti in cui sono riportate alcune delle opere esposte, ci sono delle pubblicazioni storiche del Pinocchio, e c'è un Pinocchio che era di proprietà e appartenuto al professor Giovanni Paludetti, che è colui che è qua in questo ritratto di Cadorin, che è colui che ha raccolto la collezione esposta in modo permanente nella Galleria Civica, che è la nostra città. Quindi comunque un aggancio, così mi piaceva esporre anche questo libro, che è rigorosamente appuntato, perché il professor Paludetti era così, quindi nei termini desueti, nei termini toscani, lui a fianco ha scritto la spiegazione, quindi insomma è una cosa, era un modo simpatico per comunque ricordare e invitare le persone a visitare anche la collezione permanente. Però mi permetto di intromettermi per ricordare che in occasione della mostra sono stati studiati dalla ditta Acqua, che è la ditta che ha in gestione i servizi al pubblico del museo e che ringrazio sempre per l'impegno e la prontezza con cui risponde anche alle mie richieste. Sono stati studiati dei laboratori didattici dedicati soprattutto alla scuola d'infanzia e alla scuola primaria, che prendono spunto dalla mostra temporanea, e questi laboratori sono disponibili fino alla chiusura della mostra e sono gratuiti per le scuole. Così come è stato studiato in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che ricorre il 13 ottobre e alla quale cerchiamo sempre di partecipare con i musei. Quest'anno il tema dato a livello nazionale è il Museo Green, e la ditta Acqua è riuscita a inventarsi un laboratorio che mettesse insieme il tema green e il tema del Pinocchio. Quindi mi piacerebbe che insomma venissero riportate anche queste informazioni sull'attività didattica, perché per noi è importante insomma, che le scuole partecipino e che le famiglie insomma, vivano questo luogo come un luogo dedicato anche a loro. Grazie a tutti. E quindi andiamo a vedere questa mostra, se non avete domande appunto per... Perfetto, allora andiamo a vedere la mostra, prego.